Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Veniamo da una sconfitta e un pareggio in questa quinta divisione che stiamo rigiocando per la seconda volta per cercare di arrivare in divisione 4. E dobbiamo mettercela tutta perché non vorrei fare la fine di doverla rivedere per l'ennesima volta, ma la cosa è che diciamo, la situazione è partita male. Stiamo cercando di fare la scalata per voi con solo giocatori del Napoli. Sto provando e vedremo di riuscirci chiaramente. Adesso andiamo subito a cercare il prossimo avversario e vediamo in questa puntata che cosa ci capita. Sta diventando complicato perché chiaramente le squadre sono sempre attrezzatissime. Io ho perso anche Kim in difesa, il che è un po' complicato, insomma, perché le versioni di Juan Jesus e Ostigard non sono chiaramente delle versioni fenomenali, pur potenziandoli, insomma, non si riesce, chiaramente non è che sono dei fenomeni, questo per quanto riguarda il gioco. Tanto l'avversario è trovato. Nel frattempo il livello si sta alzando terribilmente, quindi è anche giusto che sia sempre più complicato. Intanto il Napoli-Milan, bene. Napoli-Milan, vediamo che cosa succederà. Giochiamo in casa. Nel frattempo, ragazzi, se vi fa piacere, magari lasciate un mi piace a questo video o anche iscrivetevi al canale per seguire tutte le fottutissime puntate di merda che andrò a fare. Detto ciò, i nostri ragazzi stanno tutti bene, il che ci piace. I nostri avversari sono sempre i Gesù Cristi scesi in terra, più o meno, però non ci sono molte carte speciali, però sono sempre dei fenomeni. Va bene, andiamo al match, vediamo tra quanto il nostro... Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno ci siamo, arrivo. Per chi ci segue da casa, ok, ci siamo. Si vola. Napoli-Milan, si parte. Lobotka, Mario Rui il maestro che torna a titolare finalmente. Zielinski. Trovate il dribbling in maniera folle. Azione di Lorenzo, attacca il Milan. Raccamani. Poi allarga per il Ciuchi Lozano che dribbla alla grande il Ciuchi. Perde però palla subito. Anghissa sporca la traiettoria e poi appoggia Lobotka che prova ad andare in profondità con una palla pazzesca verso Kvaratskhelia che arriva a stopparla. Kvaratskhelia entra in area. Kvaratskhelia, botta spaventosa, il portiere para. Cazzo c'è Donnarumma, che cazzo c'è in porta? Grandissimo intercetto da parte di Giannino Di Lorenzo che poi arriva troppo lungo per passare al Ciuchi, ma la palla finisce comunque a Lozano. Si ferma il Ciuchi, palla per Di Lorenzo, cross di Di Lorenzo, c'è Osimhen, niente da fare, peccato ragazzi, peccato. Attenzione al contropiede pazzesco del Milan, Ostigard, bella anticipo e palla a Meret che rilancia lungo per non rischiare. Osimhen appoggia per Zielinski, Kvaratskhelia, palla per Zielo, se ne va Zielo che prende palla, appoggia a Mario Rui che ha provato a darla sopra a Kvaratskhelia, molto male, gliel'ha data molto male. Giannino ferma tutto, l'ha dato Osimhen che si gira alla grande, dà in profondità al Ciuchi Lozano, cross in mezzo verso Zielinski, no, c'è Maignan, c'è Frien Maignan. Raccamani prova a contrastare volando, non riesce ad andare sulla palla. Attenzione Lobotka, insegue tutti che Rafinha, alla fine Ostigard recupera palla. Kvaratskhelia recupera palla, attenzione Zielinski prova a ridarla a Kvaratskhelia, ma non si è capito che hanno combinato il cavolo. Kvaratskhelia, faro, confusione totale. Tanto Zielinski, palla per Osimhen che prova a girarsi, riprende palla Osimhen, Zielinski, Mario Rui, cross di Mario Rui, c'è Ciuchi che di testa non è un fenomeno e si è visto. Tanto Mario Rui prova a rimontare, niente da fare, se ne va Messi, esce Meret, che sceglie fantasticamente il tempo, non permette a Messi di tirare. Attenzione, Ostigard su Haaland e poi Anghissa che allarga verso il Ciuchi Lozano che prova a cambiare, sporcata la palla. Ostigard, anticipo pazzesco di Ostigard che riparte pure, allarga la palla. Attenzione,
Mario Rui. Cross di Rafinha. E poi Mario Rui rilancia, attenzione a Kvaratskhelia, appoggia di destra verso Osimhen che prova a darla lunga verso il Chucky Lozano che corre, ci arriva il Chucky, Chucky Lozano vede dall'altro lato Kvara, ma c'è Anghissa. Ottima conclusione, ma l'esito non lo premia. Una palla servita forte e tesa può sorprendere qualsiasi difesa. Stavolta non hanno trovato il gol, ma ci riproveranno in questo modo. Maignan. Di Lorenzo, palla per il Chucky Lozano, Osimhen vede dentro Kvaratskhelia, anticipato da chi? Poi Lobotka prova ad andare a contrasto e ci riesce perché recupera palla a Kvaratskhelia che dentro palla per Zielinski. Osimhen, Victor Osimhen, azione pazzesca con una genialata di Kvara, genialata di Kvara che apre il campo per Zielu. E Victor deve solo appoggiare in porta. Grandissimo il maestro, ancora Zielinski dentro Mario Rui, se ne va Mario Rui dentro palla per Kvaratskhelia prova a crossare e alla fine non è nemmeno calcio d'angolo, peccato. Maignan rilancia, c'è Anghissà che può appoggiare ad Osimhen, la palla non arriva ad Osi purtroppo. Zielinski, grandissimo, Osimhen, Anghissà, anticipato, peccato, attenzione, Ostigard su Messi, deve chiudere, Ostigard, erroraccio però di Ostigard qui, il maestro e poi Rachmani che spazza, la palla arriva ad Osimhen, il Chucky dentro per Osimhen, prova ad andarsene Osi che riappoggia per Lozano, attenzione Lozano prova ad entrare, calcio d'angolo, ci proviamo da corner ragazzi. Messi lo botta verso Osimhen, arriva il Giannino Di Lorenzo ragazzi, Lobo, attenzione Anghissà ora fuori, prova Anghissà, Maignan, due miracoli in rapida successione di Frien e Maignan. Lobotka, attenzione, Lobo prova ad andare da Osimhen che può spizzare ancora una volta, Kvaratskhelia, Maignan ancora, che cazzo ha preso ragazzi, che cazzo ha preso Maignan? Lobotka ancora verso Osimhen per l'ennesima volta, ciao, questa volta mette fuori, poi Zielu, Anghissà dentro verso il Chucky Lozano che crossa in mezzo, Osimhen non arriva a colpire, peccato. Ostigard deve chiudere, no, si è fermato, palla fuori di Haaland. Cosa si è divorato Haaland ragazzi, e Meret rilancia lungo ancora verso Osimhen che prova ad appoggiare, non ci riesce. Finisce il primo tempo, siamo penso meritatamente in vantaggio considerando come sta andando la partita, direi proprio di sì. Bene così, cerchiamo di andarci a prendere questa prima vittoria. Questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere. Si riparte subito. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Portano loro, attenzione, provano ad attaccare subito, Siamo già nel secondo tempo. Zielinski, Ostigard, fantastico anticipo, Kvaratskhelia, dribbling spettacolare di Kvara, poi provando a passare la palla, ci guadagna un fallo laterale, Mario Rui, Ostigard appoggia per Mario Rui, tutto sulla fascia fantasticamente, Kvaratskhelia al cross in mezzo, Osimhen, attenzione Osi, recupera palla Zielinski, palla per Osimhen, forse avrei preferito andasse da Anghissà, ma niente da fare. Attenzione, Vinicius prova ad andarsene, c'è Giannino che prova a recuperare e poi Rachmani chiude su Erling Haaland, anche se poi sbaglia, ma Zielinski recupera palla e poi Osimhen salta l'avversario dalla palla a Kvaratskhelia che salta, che se ne va Kvara,
che appoggia Osimhen. Victor Osimhen appoggia in porta. Intelligenza calcistica pazzesca di Kvaratskhelia, ragazzi, che lì invece di tirare l'appoggia per il compagno che deve solo spingerla in porta. Rachmani allarga verso Kvaratskhelia, questa volta si fa mangiare da che Ostigard, attenzione, Dybala, c'è Rachmani che sta facendo una grandissima partita. Rachmani, Zielinski esterno verso Kvaratskhelia, che se ne va Kvaratskhelia dentro per Osimhen. Osimhen arriva fino in fondo, il cross dentro il Ciuchi. Kvaratskhelia, attenzione, per poco non recuperiamo palla, una posizione pericolosissima per loro ovviamente. Attenzione, prova a ripartire il Milan con Rafinha che prova a entrare in area, c'è il maestro però, pazzesco il maestro. Kvaratskhelia aspetta troppa la palla, infatti la perdiamo, attenzione, peccato. Vinicius la mette fuori, ragazzi, la mette fuori. Meret rilancia lungo verso Victor Osimhen che appoggia Zielinski. Attenzione, Haaland, Ostigard deve chiudere anche su Rafinha, grandissima chiusura, e poi il maestro è spaventoso stasera, man of the match proprio facile. Poi Zielinski palla per Kvaratskhelia che prova a fermarsi, ma che stavolta anche se lo mangia, niente da fare. Haaland, palla per Vinicius, fuori gioco. E sto fuori gioco me lo tengo stretto, bravo Ostigard a non salire. Meret va vicino da Rachmani che appoggia Di Lorenzo, Anghissà, Ciuchi che fa una giocata inspiegabile. Poi Lobo recupera palla, Zielinski, palla per Osimhen troppo lento qui, maestro ancora, attenzione, Zielinski, Ostigard, Dybala, ci sta, ha preso l'imbucata io. Hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Lascia tutto come stai. Attenzione, un Cambio lo fanno loro. Attenzione, Osimhen, ripartiamo ragazzi, stiamo attenti. Fantastico Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, sempre sulla fascia Kvara. Attacco per Mario Rui, dentro per Lobo. Osimhen allarga verso il Ciuchi Lozano che prova ad arrivare al cross, calcio d'angolo e adesso Lobo prova ad andare sempre da Osimhen. Lobot, eccolo qua, la palla verso Osimhen che prova a spizzare, non ci riesce, la palla finisce a loro. Arriva Lobotka dall'altro lato, niente da fare. Rachmani, grandissimo. Zielinski si gira Zielo, prova ad appoggiare per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara solo per un attimo, purtroppo. Di Lorenzo, Ciuchi Lozano, Anghissà, 1-2 col Ciuchi, se ne va il Ciuchi, cross del Ciuchi, c'è Anghissà, palla fuori per Zambo Anghissà, peccato. Attenzione Osimhen, la può chiudere Maignan, la poteva chiudere Osimhen, grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. La poteva chiudere Osimhen dopo una follia di Maignan. Lobotka ancora verso Osi che prova ad appoggiare, c'è il maestro, niente da fare, riescono addirittura a ripartire, ma il maestro recupera palla. Zielinski di nuovo per Mario Rui che allarga per Kvaratskhelia, fermato qui. Zielo recupera palla, attenzione, niente da fare. Anghissà che corre, Lobotka, no, perché faccio ste cagate pazzesche. Rachmani appoggia per Meret,
che spazza lontano verso Anghissà, che appoggia di testa Giannino Di Lorenzo, che la ridà ad Anghissà. Attenzione, Ciuchi Lozano prova a dare una mano in copertura, Lobotka, spaventoso Lobo, palla per Zielinski che allarga per il Ciuchi Lozano, Lozano di nuovo a Zielu che la ridà a Lozano, sono riusciti a rientrare, peccato. Mario Rui, Lobotka, palla per Meret che rilancia lungo, arriva Zielinski a contrasto, niente da fare perché stanno tutti là. Anghissà, recupero, attenzione, Mario Rui spazza tutto, poi Osimhen, Anghissà, palla per Kvaratskhelia, dentro per Osimhen che prova ad andarsene, niente da fare. Zielinski, Lobotka, lungo verso il Ciuchi Lozano, se ne va il Ciuchi, dentro per... Ha impattato male il pallone. Non ho parola, io che cosa si sono mangiati alla fine, però vinciamo, meritatamente, finalmente gli arriva la prima vittoria in questa divisione 5.